Oramai accedere alla casa resta un miraggio per pochi, anche per la presenza di un eccessivo numero di locazioni turistiche. Così il PD veneziano con Nicola Pellicani annuncia la proposta in materia che verrà presentata nei prossimi giorni. Il Comune ha prodotto un regolamento che assomiglia molto più a un decalogo comportamentale piuttosto che a una disciplina per regolamentare un fenomeno ormai fuori controllo. Il Partito Democratico nelle prossime settimane presenterà una sua proposta alternativa volta a trovare un punto di equilibrio tra affitti brevi e locazioni per residenti. E poi c'è la questione delle locazioni universitarie con il diritto allo studio. Ci sono circa 10.000 ragazzi che studiano qui e sono residenti qui, anche se non sono burocraticamente residenti, vivono qua come noi. E la loro residenzialità non può essere garantita se non c'è un impegno in questo senso anche da parte della nostra amministrazione, da cui al momento non hanno modo di sentirsi rappresentati. La casa è un diritto, il tema con cui il PD veneziano ha dato avvio ai tavoli di lavoro in materia di patrimonio pubblico edilizio partendo dai bisogni delle famiglie con quello primario, la casa appunto. Un percorso che prevede la partecipazione di categorie, sindacati, associazioni e cittadini. Abbiamo scelto il tema della casa è un diritto, uno dei temi fondamentali per questa città, sia per la città d'acqua ma anche per tutta la terraferma.